Dal 18 al 19 marzo a Leonforte, in provincia di Enna, si terrà l'Artara di San Giuseppe, un evento promosso dalla Proloco Leonforte. Nel pomeriggio e nella notte di queste 2 giornate tutti gli altari saranno aperti e visitabili. L'Artaru, o tavolata di San Giuseppe, è un'ara votiva che simboleggia Ucunsulu da Beddamatri, ovvero il banchetto che gli apostoli e i congiunti avrebbero preparato a Maria in occasione della dipartita del marito Giuseppe. L'altare di San Giuseppe rappresenta infatti la sacra commemorazione del suo transito. All'obiettivo di esprimere devozione nei confronti di San Giuseppe si unisce lo scopo caritatevole di star vicino ai poveri, i quali impersonano il ruolo di santi nel cosiddetto pranzo o cena dei santi, che avviene a mezzogiorno del 19 marzo. Il programma prevede per lunedì 18 la benedizione dell'altare Proloco, seguita da percorsi alla scoperta degli altari con gli accompagnatori culturali della Proloco. Martedì 19 marzo, dopo il pranzo dei santi nei singoli altari, alle ore 17:30 alla chiesa di San Giuseppe si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Ser il Vescovo. Al termine della celebrazione il sindaco Pietro Livolz leggerà l'atto di affidamento al compatrono della città. Infine, nel pomeriggio sarà il momento della processione con il simulacro di San Giuseppe, che si concluderà con la benedizione finale. Siamo con il sindaco di Leonforte in provincia di Enna, un momento particolare, tanto sentito dalla collettività, perché sta per arrivare l'Artara di San Giuseppe. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Cos'è l'Artara di San Giuseppe? L'Altare di San Giuseppe è un misto tra grandissima devozione religiosa e festa, diciamo, civile, pagana, perché ci sono tutta una serie di funzioni religiose che si terranno il 19, ma il 18 sera ci sarà un afflusso da tutta la Sicilia sul Leonforte, perché abbiamo i famosi Artara, cioè l'esposizione del pane di San Giuseppe e di tantissime delizie, quali finocchi, cardi, sfinge, quindi tantissime delizie che vengono offerte gratuitamente in segno di devozione agli avventori. Gli altari, ecco, che vengono predisposti dalla Proloco, e questo percorso si svolge lungo il perimetro del paese per andare a visitare ogni singolo altare. La tradizione vuole che se ne visitano almeno 3, sempre comunque il numero dispari. Tutta la città è coinvolta, ma non solo in quei giorni. Nei giorni precedenti si chiama il traffico, cioè tutta l'attività preparatoria, di solito il quartiere dove viene fatto l'altare si mobilita a sostegno della famiglia che fa questo enorme sforzo per la raccolta dei finocchi, dei cardi, la preparazione del pane, e quindi questa attività inizia ai primi di marzo e poi l'apoteosi è il 18 sera con il giro degli altari e poi il 19 con le funzioni religiose. Tra l'altro quest'anno, siccome San Giuseppe è anche copatrono, avremo la visita di Sua Eccellenza il Vescovo di Nicosia, che verrà ad officiare la messa per San Giuseppe a Leonforte. I santi altri non sono che, lo dico così molto in modo banalmente, l'unità di misura della grandezza dell'altare, perché per ogni santo bisogna mettere uno di ogni prodotto che viene messo sulla tavola. Quando i santi sono più di 10, 15, si arriva anche ad oltre 20 santi, chiaramente indica la grandezza proprio dell'altare che viene predisposto, e quindi l'abbondanza di prodotti quale pane e ogni delizia sulla tavolata deriva proprio dal numero di santi per ogni altare praticamente. Ovviamente tutti i nostri monumenti chiaramente saranno tirati a lucido e saranno pronti per essere visitati dai nostri concittadini, dai comprovinciali e tutti coloro che verranno fuori regione. E ci sarà qualche chiesa anche aperta, e quindi sarà la possibilità di vedere qualche chiesa, e comunque noi siamo pronti ad ospitare tutti
tutti coloro che vorranno venire, e sicuramente in un contesto di goliardia, perché poi ci sono bande musicali in giro, gruppi musicali che si organizzano con le famose, i famosi detti di San Giuseppe e le musiche di San Giuseppe. Proprio poi ognuno si ingegna, e in giro sarà possibile vedere veramente tanto, ma tanto fede, ma tanto folklore.